guerra. Anniversario che comporterà anche la possibilità di accedere a fondi europei, nazionali e regionali, quindi a del denaro che potrebbero comunque aiutare Vittorio quindi a rinascere e a far sì che abbia finalmente un ruolo importante, quello che deve avere all'interno del Veneto e della zona in cui ci troviamo. Lascio la parola a Giorgio, faccio partire un attimo la presentazione. Buonasera a tutti. Complimenti intanto, ti dico, perché stamattina ho fatto una conferenza stampa a Bologna e pensavo di trovare il finimondo di persone, dove abbiamo presentato la mostra di Tutankhamun, di una produzione tedesca, e ci siamo ritrovati io, il sindaco, l'assessore alla cultura, l'assessore al turismo, i tedeschi, 4 giornalisti, la Nicoletta Mantovani. Poi mi sono spostato all'altra conferenza stampa a Udine, dove c'è la mostra della NASA che inauguriamo domani, dove lì ci troviamo le nuove istituzioni, 7 persone di istituzioni, lì c'erano parecchi giornalisti di tipo una decina e noi 4. Arrivo qua e invece siete di più, quindi complimenti ad Alessandro, vuol dire che il lavoro che ha fatto in queste settimane, se non mesi, è stato molto, molto valido, vuol dire che anche ha la capacità di attrarre quando parla, altrimenti saremo in 5, no? Quindi complimenti a lui. Per quel che riguarda questo evento, tanto ci guardiamo, se facciamo anche un video della serata, poi per lo metteremo in rete. Non cadere, Giorgio. Per quel che riguarda, perché uno dice, ma questo che lavoro fa, no? Perché me lo chiedono talmente in tanti che uno non riesce a capire. La mia figura come produzione esecutiva cos'è? Il Ballet Arts ha 35 anni di storia, 35 anni che promuove concerti sia nazionali che internazionali, era produttrice pure di dischi, nonché anche di concerti, ha scoperto i Tiziano Ferro, i Ligabue, i vari Renato Zero e così via. Adesso nel corso degli anni anche la discografia, come sapete, grazie a internet è calata e c'è molto più live, quindi ci sono molti più concerti. La mia figura quale sarebbe? La mia figura è questa: nel momento in cui viene un'idea, conosci un artista, senti l'artista, cosa fai? Ti proponi l'artista con un progetto creato sulle sue capacità. La mia gestione qual è? Ti prendi con te una figura artistica, io seguo invece la parte economica. L'abbinamento delle due crea ciò che voi andate a vedere, cioè il concerto. Si parte dalla carta, quindi da un progetto di disegno, e si arriva alla messa in scena e allo sviluppo del concerto stesso. Cos'è successo? Che negli anni poi, appunto, essendo calata la discografia, Ballet Arts si è spostata anche nel reparto mostre, non solo di fine art, che quindi classici artisti, ma anche del discorso di edutainment. Edutainment vuol dire che la mostra è sia educational che anche di intrattenimento, e sono dei family show, come ad esempio la mostra della NASA che andiamo ad inaugurare domani, dove oltre alla parte di educational, dove la gente si immerge nella storia della scoperta dello spazio, da Wernher von Braun, il primo pioniere che voleva andare appunto nello spazio, fino addirittura al futuro con le nuove tecnologie, dove poi nella parte terminale della mostra ci sia un'area interattiva dove grazie alla stazione aerospaziale US Space Rocket Center di Huntsville e la NASA ci hanno messo a disposizione queste tecnologie che loro usano appunto per allenare i futuri, diciamo, astronauti. Quindi è un abbinamento che sta funzionando molto nel mondo. Nella creazione di queste mostre, appunto, circa un anno e mezzo fa, insieme a Claudio Trotta e all'altro socio José Araujo, portoghese, abbiamo iniziato a sviluppare appunto queste mostre, tra le quali un anno e mezzo fa è uscita quella di mettere in piedi questa mostra sulla prima guerra mondiale. Quindi è partito tutto uno studio per quel che riguarda la storicità dell'evento, per arrivare a capire come metterlo in piedi. E nel cercare informazioni in tutte le varie nazioni che hanno partecipato a questo terribile evento,
incredibile è che c'era più la gente straniera che conosceva Vittorio Veneto che me stesso, sinceramente, cioè, per dire, no? Perché? Perché per loro la prima guerra mondiale già a scuola viene tuttora e veniva insegnata come un aspetto fondamentale, diciamo, dell'istruzione. A quel punto, procedendo pari passo, mostra, diciamo, e quindi exhibition, ho portato avanti questo progetto insieme, diciamo, a un'altra persona che lavora sempre in Barley, è una ragazza molto in gamba, Daniela Di Lorenzo, con la quale abbiamo creato, diciamo, questo filone di questi eventi che seguono sempre gli eventi bellici. Infatti stiamo collaborando anche per il 70° anno di San Cassino, Monte Cassino, sì, dove insieme al Ministero della Difesa stiamo creando 3 giorni di eventi durante il secondo weekend di giugno, ed è molto simile. Difatti il Ministero della Difesa ha subito accettato questo progetto perché l'ha identificato come un evento al quale darà molto risalto alla stessa città. Infatti cosa succederà? Succederà che ci saranno 8 televisioni europee, tra cui la RAI, che trasmetteranno in diretta l'ultima giornata, e c'è un interessamento, parliamo sempre di seconda guerra mondiale in questo caso, però c'è un interessamento veramente generale. A questo punto ho fatto lo stesso progetto pensando a questa città e l'ho proposto ad Alessandro. Sinceramente non è stato l'unico al quale l'ho proposto anche a questa giunta attuale, l'ho proposto anche ad altri candidati che sono in lizza, ma come mi aspettavo e come è successo, ho avuto risposte dalle persone che attualmente sono in carica. Il problema qual è? Che non c'è una visione, non sanno quale potenzialità possono avere determinati progetti e quali no. Invece Alessandro immediatamente, appena gliene ho parlato, ha detto: guarda, questo qua può essere un lancio veramente ottimo per la città, sul quale ci si può basare per un futuro roseo. In effetti è ciò che tutte le città, sinceramente, quando noi andiamo a proporre dei progetti, non scartano mai. Perché? Perché danno lustro alla loro gestione, come è successo adesso con la mostra della NASA. Funziona così, un po', tanto per spiegare un po' come funziona il nostro ambiente. Se il progetto è buono e loro vedono che possono ricavare neanche dei soldi direttamente le varie amministrazioni, ma solo anche dal punto di vista di presenze turistiche, come succede adesso in Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo sia la regione che la città di Udine che ci dà dei soldi, all'incirca 50.000 euro, per andare a fare la promozione dell'evento non in Italia ma all'estero, per far sì di portare dei turisti da di fuori, che loro lavorano sempre così. Anche adesso con il Per Gem hanno iniziato a fare la pubblicità, come vedete, in giro da 5 giorni, ma in Austria, in Slovenia e in Croazia è fuori da quasi 4 mesi, perché prima loro vogliono far sì che il promoter locale, in questo caso Zalea, faccia venire la gente e consumare, quindi per dare soldi a tutte le attività commerciali che ci sono in zona. Chiudiamo tutto quanto questo per continuare sulla presentazione. Cosa succede? Questo evento io lascerei perdere sinceramente la parte della storia, perché sennò qua sì, e anche perché sennò mo si addormentano, anche perché poi con le citazioni sono legatissimo, oltretutto la memoria è pessima, cioè qua dentro sono proprio il peggiore, quindi lasciamo proprio perdere, e vi parlerei di come ho pensato questo evento. Questo evento funzionerebbe così: dovete pensare che intanto è condiviso con tutti i partecipanti del gruppo, principalmente essendo pensato per una questione, diciamo, didattica. Ho coinvolto Donato Fiume, che ci conosciamo da 6 mesi, la Chiara Zoppas per la parte, diciamo, storica, perché ha fatto una bellissima tesi che ho scoperto ieri sera dopo un mese che ci confrontiamo, e anche da tutti gli altri, e abbiamo creato questo concept e quindi questo stile di questo evento. L'idea è questa: l'idea è quella di
creare un'interazione tra la città e quindi anche la nazione italiana con tutte le nazioni partecipanti al primo conflitto bellico, così come abbiamo già comprovato con grande successo per quel che riguarda a Cassino per il 70° anno. La cosa sinceramente non sappiamo se e come accetteranno le altre nazioni. Sinceramente, se il progetto viene presentato con una verve tale che loro accettino, ma sono sicuro che sinceramente accettano. Perché questa cosa? Perché si possono creare degli interscambi anche tra le famiglie e non solo gli studenti, perché tutto ciò che riguarda questo progetto riguarda la scuola e riguarda quindi un'età che va tra i 10 e i 15 anni, sì, all'incirca, dove le varie scuole, dove siamo qua, dove le varie scuole durante l'anno scolastico andranno a pensare cosa proporre per questo evento, che può essere tranquillamente l'aspetto teatrale, quindi la messa in scena di qualche esibizione, di qualche commedia musicale o non, può essere l'idea è quella di proporre e chiedere che facciano una mostra loro direttamente, quindi confrontarsi con le varie istituzioni nazionali o locali di ogni singola città, per poi portarle a Vittorio Veneto e quindi esporle. Questo sinceramente è un traino che, come vediamo in tutte le mostre, che dove ci sono i bambini si crea veramente sempre un grandissimo indotto, perché noi ad esempio che adesso stiamo vedendo e stiamo chiudendo un accordo con Dolce & Gabbana, apro e chiudo parentesi, però ci siamo anche quasi arenati perché è un filone che diciamo diventa di nicchia, quello che invece noi non vogliamo. Noi vogliamo sempre coinvolgere le famiglie, che è il filone giusto sinceramente. Cosa succede? Funzionerebbe così, no? Il progetto è questo: noi mandiamo una richiesta a tutti i paesi partecipanti, lo può fare sia il singolo comune, oppure lo può fare la regione, lo può fare lo Stato italiano. Cosa succede? Le adesioni non si sa quali saranno, sinceramente saranno, considerando che sono 7, 3 o 4 potrebbero anche già aderire dalla prima volta, e da lì si parte, e si parte così. In base a quante adesioni ci saranno, noi andremo a costruire su ogni singola piazza, che può essere Piazza Minucci, Piazza del Popolo, Piazza Pieve di Bigonzo, Salsa, insomma in base alle adesioni, dei capannoni intese delle tensostrutture, dove dentro queste strutture ci sarà, diciamo, come per le Olimpiadi che ho fortunatamente fatto nel 2006, a ogni tensostruttura avrà una propria denominazione, che potrà essere Casa Italia, Casa Austria, Casa Ungheria, Casa Francia, Casa USA e così via, dove all'interno di queste tensostrutture ci sarà tutto l'aspetto enogastronomico principalmente, con degli eventi serali, musicali riguardanti la propria cultura della singola città o della nazione. Questo poi dipenderà da ogni singolo paese che cosa vorrà fare in questo. Cosa succederà? Vicino, in una sala adiacente, ci sarà questa mostra che avranno creato le varie scuole e ogni nazione sempre dentro questa sala come foyer. Il foyer della mostra, quindi vuol dire l'anticamera della mostra, può diventare l'angolo turistico, perché giustamente, come spesso succede, tu prima di andare a capire quale sarà la mostra hai sempre un preambolo di cosa andrai a vedere e di chi principalmente l'ha organizzata. Quindi se ad esempio la città di Linz organizza tramite una scuola X una mostra riguardante appunto la prima guerra mondiale, tu avrai già l'anticipazione che la città di Linz con la scuola Y andrà ad organizzare, quindi avrai già un'anteprima di quel che è la città stessa, quindi avranno anche la possibilità di promuovere la loro città. Successivamente l'idea è quella di farla una settimana, anche se all'inizio una settimana è bella pesante, quindi inizieremo sinceramente a partire dal giovedì alla domenica, con l'ultima giornata dove ci sarà una sfilata in abiti del tempo. Possibilmente la cosa che a me era balzata in mente e anche a tutti gli altri era quella di usufruire anche il discorso dei muli, quindi di fare una sfilata con i muli, no?
sfilata con i muli dove l'idea sarebbe quella di mettere il bambino sul mulo e tirato, e quindi accompagnato dai vari genitori, che quindi creano una diversità dalle classiche sfilate che tutti a piedi camminiamo alla braccetto e andiamo a fare sta sfilata, no? Quindi questa è la cosa. Poi, essendo ancora tutto in fase embrionale, gli sviluppi possono essere tanti, per quello che la partecipazione di tutti possono dare delle idee che può dare lustro all'intero evento, perché giustamente che ieri sera Donato diceva ok, si basa tutto sullo sport, effettivamente è vero, però invece di fare il classico sport si potrebbe ritornare anche ai vecchi giochi che si facevano in quel periodo, quindi non mi ricordo neanche più cosa ha detto ieri sera Piloparro. Sì, quello lì l'ho già fatto anche una volta alla fondazione, a Benetton, c'erano questi giochi mentre i ragazzi facevano. Sì, si può andare alla ricerca. Infatti, quindi creare in effetti questi tipi di giochi, considerando sempre la parte classica sport, come diceva Donato, che poteva andare anche, ti inviti quindi ad uscire dai 10-15 anni e fare anche con delle età maggiori, giusto? Sì. Da poter fare anche delle cose di livello un po' più alto. Questo sinceramente, io ne avevo già parlato di questo evento, come vedo che c'è scritto qui anche con Cortina, perché con Cortina ormai loro hanno già iniziato quest'anno, stanno facendo molti eventi, loro sono disposti ad una partnership insieme anche ad altre città, non solo Vittorio Veneto, ma quale possa essere Trento, quale possa essere anche Gorizia, dove tra 2 settimane c'è un bel festival che si chiama Trincee, ed anche ad altre associazioni. Sinceramente l'idea principale era quella di coinvolgere anche gli alpini, perché gli alpini sono stati proprio la colonna portante dell'intero evento bellico. Quindi se avete delle idee, sinceramente, io ho dato una base da tutto quanto questo evento. Ah sì, vedo che manca sta roba qua anche, porca miseria. E quindi vi chiedo sinceramente se avete delle idee. Alessandro è qua, Alessandro sa tutto il progetto a 100, essendo sempre qui, è sempre a disposizione di tutti, come vedo che è bravo a fare, quindi chiedete pure. Poi giustamente cosa succedeva? Io quando presentavo il progetto mi riscontravo sempre con quella tipo il buon Tony che rispondeva no skate, no? E allora ogni volta ripartiva il filotto. Guarda caro sindaco, mo ti spiego come funziona la cosa, perché io sono sempre dell'idea che ognuno deve fare il proprio lavoro. Questo lavoro sinceramente qua sono tornato da 2 anni, vedo che pochi lo sanno fare o quasi nessuno, per il semplice motivo che tutti sanno faccio l'evento perché Tony mi passa la pagnotta e io con quella pagnotta metto in piedi l'evento, non faccio pagare il biglietto e così è la cosa. Funziona così se c'è della trasparenza, quindi fai un bando, tutti partecipano, il miglior progetto vince la meritocrazia e così via, no? Come succede anche adesso per l'Expo, dove noi siamo coinvolti al 100%, però come ce ne sono altri 100, funziona, come ho girato il foglio l'altro giorno ad Alessandro, il comune con l'assessore del Corno ci manda un bando e ci dite ok, questo è il bando, questi sono i soldi, se volete presentate il progetto, avete 60 giorni di tempo. Il miglior progetto che viene valutato da una commissione comandata dal Teatro Piccolo, trasparenza totale, vince il miglior progetto. Quindi questo progetto lo presentai a suo tempo anche a Tony Darè e i soldi non ce ne sono, ma così mi dicono, presentati al sindaco una valanga, ma di quelli ho presentato anche di far Paolini in Piazza Minucci, ho presentato di fare 2 giorni di musica in Piazza del Popolo, che l'evento si chiamava Get Back. La scorsa estate sono partito con un festival che ad 1 mese dall'inizio me l'hanno cancellato, sono dovuto andare a chiedere a Conegliano quando l'ha visto ha detto te lo facciamo subito, ti diamo anche dei soldi, ti diamo la location gratuita, e ci hanno guadagnato loro, perché effettivamente in quei 2 giorni stranamente le strutture alberghiere hanno aumentato le loro presenze, no? Cose che però qui non succederà mai sinceramente finché rimane questa giunta qua, ma neanche se vanno sulle altre cambierà il discorso, perché cosa succederà? Succederà che di gente che ne fa di questo lavoro ce n'è come non ce n'è, però sempre abituati a farli con i soldi altrui,
non con i soldi propri, perché se tu lo fai che devi tirare fuori 100 euro che sono soldi tuoi, devi pensare a cosa vai a mettere in piedi e cerchi di fare una cosa bella, perché sei obbligato a tua volta ad avere un ritorno economico, altrimenti non lo fai. Qui invece c'è talmente una massoneria che io te lo do a te, tu lo dai a me, arriva uno che dice guarda un progetto migliore, ti dico sì, però poi compaiono sempre gli stessi nomi, le stesse cacate, le stesse robe che fanno fastidio solo a vedere e che poi alla fine non partecipa nessuno, perché è la verità, perché noi lo scorso anno contro tutti ho portato uno spettacolo che si chiama Caveman al Teatro da Ponte, l'ho riproposto una volta, ho fatto mi sembra 60 paganti, ho detto lo rifaccio altre 2 volte perché lo spettacolo è bello, la seconda volta ne abbiamo fatti 280, la terza volta abbiamo fatto il pienone, ho detto sai cosa, lo faccio la quarta volta, l'ho fatto la quarta volta e la quarta volta abbiamo fatto il pienone di nuovo. Quindi a quel punto sono andato di nuovo dal sindaco e gli ho detto vedi, se fai le cose belle la prima volta spendi 100 euro, l'ultima replica noi non abbiamo speso 1 lira di comunicazione, perché nel momento in cui la gente sapeva che c'era ci andava, perché diceva sai cosa, stasera invece di stare a casa a guardare la TV che non fanno niente, sai cosa, vado a vedere qualcosa che almeno è differente. Quindi è sempre la maniera di cosa proponi che poi ti fa la differenza rispetto alle altre cose, perché sinceramente non so voi, però essendo abituato a una diversificazione degli eventi, penso che se anche a voi viene proposto qualcosa di differente, chi non è anche abituato ad andare perché non è abituato a partecipare con qualcosa di differente invece ci andrebbe, perché altrimenti io lo vedo con i miei genitori, finché ero via non andavano a nessun evento culturale a Vittorio Veneto, nel momento in cui sono venuto che proponevamo qualcosa di differente, a quel punto anche loro si sono mossi. Quindi cosa succede? Dal punto di vista economico questo evento si può finanziare da solo. Effettivamente all'inizio c'è sempre un discorso di primo investimento, come in tutte le cose, anche noi con le mostre, se non trovi dei soldi devi mettere i tuoi soldi, però cosa succede? Devi saperti vendere e se ti sai vendere riesci a trovare anche i soldi, però ti puoi vendere se l'evento è buono. In questo caso l'evento, come succede per l'evento giù a Cassino, è vi dico che Internos tra me e te giù hanno tirato su quasi 300.000 euro e tu dici la Madonna com'è possibile? Perché? Perché sanno vendere il prodotto, perché il servizio della difesa si è messo in prima persona a cercare dei soldi insieme a noi e sono riusciti a tirare su una gran cifra che loro con quei 300.000 euro là si fanno sia questo evento che i prossimi 3 eventi. Allora non è vero che l'amministrazione comunale è la banca degli altri, ma è la banca perché sa che poi ha tutto il proprio rientro. Nella stessa cosa è i numeri che ho previsto in effetti per questo tipo di evento, perché come prima diciamo tornata, diciamo che potrebbe essere già dal prossimo anno i 50.000 spettatori, o meglio spettatori perché io sono abituato sempre che la gente paga, ma in questo caso non paga, i 50.000 presenti li può anche fare, 50.000 visitatori. E cosa succede? 50.000 visitatori conteggiamo che un terzo possa anche stare più di 2 giorni dentro, quindi alloggiando nelle varie strutture locali, ovvio. Non ce ne sono tante, però se già riempi quelle che ci sono è un ben di Dio che ne giova per tutti. Ovvio, sinceramente lo dico già perché è una verità, se tu proponi un progetto tale, come diceva anche la Chiara ieri sera, ci sono già anche delle associazioni predisposte che già collaborano con l'Unione Europea per avere degli incentivi e dei soldi per poter fare questi eventi. È ovvio che oltretutto, se non ricordo male perché me l'ha fatto vedere la Daniela, è uscito un nuovo bando europeo per quel che riguarda la cultura 2014-2020, per il quale sono previsti 5 miliardi, però anche lì progetto alla mano, bando alla mano, vince qual è l'evento migliore, quindi la gente in effetti, ma non bisogna dare colpa a chi adesso è a carico di questo comune come di tanti altri comuni, perché giustamente il sindaco è lì, messo lì così, dovrebbe avere attorno a sé una schiera di persone che qua a Vittorio sinceramente non c'è. Negli ultimi 3 anni che sono tornato qua a cercare di fare qualcosa
alle conferenze stampe c'eravamo io, Valenti, il sindaco, parlavano di numeri a caso e vabbè, a quel punto era meglio neanche non farla, che non si perdeva del tempo. Allora, sinceramente, questo è il progetto che avevamo pensato. Se sviluppato bene, sinceramente, può dare risalto alla città, non dico a te, perché te, no? Basta, dopo 3 mesi che ti si vede tutta Vittoria, basta, no? E quindi sinceramente, se anche voi avete delle idee che possono essere sviluppate su questo tipo di progetto, e sinceramente vi chiedo di più, se qualcuno di voi dice può avere l'idea o può avere dei sentimenti nel dire guarda Giorgio, che questo che hai presentato è una cacata mostruosa, lo dica, perché magari è vero, nel senso, perché non è detto che ciò che abbiamo fatto sia una cosa giusta, attenzione, però è giusto sempre, io sono sempre dell'idea che è sempre giusto condividere, come noi siamo abituati ad essere un gruppo di persone che creano delle cose dalla carta per metterle poi nella realtà, sono anche di questa idea che qua, grazie a questo gruppo che ha creato Alessandro, possa nascere qualcosa di molto interessante. E sinceramente, sentendo ciò che mi dice lui, che sta parlando anche gli altri candidati, di novità non ne vedo sinceramente. Poi magari mi sbaglio e poi magari da qua sono come Berlusconi che il giorno prima delle elezioni dicono tolgo l'IMU, quindi sarebbe proprio una cosa, no, fantastica, ma non vedo che ci sia proprio questa grande creatività. Quindi Bomo, capito? Sì, no, perché poi sa che vado giù pesante, quindi lasciamo perdere. C'è qualcuno? No, peccato. Beh, però Giorgio sta riprendendo. Ma pubblicate, no, non c'è problema. Ok, quindi io vi ringrazio di essere venuti a tutti quanti e adesso Alessandro sicuramente chiederà, avete domande da fare? Giorgio, anche perché ha fatto le corse per essere qui stasera, prima a Bologna, poi a Udine, quindi immagino anche un po' la sua stanchezza, perché l'ho fatto correre un po' in questi giorni, e quindi lo ringrazio ancora per essere stato qui e averci illustrato comunque questa bozza di progetto che noi vorremmo portare avanti, ovviamente condividendolo con la cittadinanza. Faccio un breve pensiero, poi volevo lasciare la parola appunto al pubblico se avevate delle domande. Ritornavo anche su quello che veniva detto prima da Emiliano, il discorso di fare rete, ritengo che sia fondamentale, fare rete con le realtà del territorio. È l'unica maniera per poter mettere in piedi un discorso che si possa sostenere nel tempo, quindi avere una visione più ampia, e per poter sostenerla dovremo essere tutti uniti con un obiettivo comune, che sarà quello sicuramente di poter ridare lustro alla nostra città. Se ci sono domande, vedo anche qualche commerciante come invitato qui questa sera, qualche artigiano, se hanno piacere eventualmente di condividere anche alcune problematiche sulla città. Ho avuto modo in questi giorni di sentire diverse realtà. Questa sera sì, parliamo di turismo, cultura, ma anche di come una città debba favorire le realtà sul territorio, quindi le problematiche a Vittorio sono tante, come accennavo all'inizio, legate anche alla tematica del territorio e alla gestione della città. E quindi ben venga se qualcuno ha osservazioni, come diceva Giorgio, domande, considerazioni, approfondimenti. Anche i nostri ospiti sono qui questa sera, quindi potete approfittarne. Eventualmente chiedo di venire qua, oppure sono una voce alta. Vedo una mano alzata in fondo. Carlo, ti faccio venire qua, così abbiamo solo questo microfono che non è senza fili, quindi è affitto. Sì, io rispetto all'ultimo discorso sulla Grande Guerra, no? Penso che ci sarebbe un bello slogan: vittoria al 90°. O l'hanno già usato? Sì, l'ho usato. Porco io l'ho già usato. Copione. No, ma credo che ci sia un problema sostanziale, no? Cioè, io mi sono trovato in difficoltà realmente rispetto a questa roba. Sapete che un istituto superiore di Vittorio Veneto si chiama Città della Vittoria? Io ho la vaga impressione che gli austriaci, tedeschi, ungheresi, quella zona là, insomma. Quindi mia qua sta roba qua, sta che dice della Città della Vittoria. Sì, perché la Vittorio Veneto
con la giunta della Libera aveva cambiato, era la città della fine della Grande Guerra, non città della vittoria. La prima guerra mondiale è la più grande tragedia mostruosa che ha fatto l'umanità nella sua storia. Festeggiamo. La pace festeggiamo. Esatto, ma questo c'era sulla prima riga, però nell'insieme delle cose, cioè se noi perdiamo la sostanza, rischiamo di perdere. E io questa sera di cultura ho sentito parlare poco. Hai perso la parte iniziale? Ho perso la parte iniziale, scusate, ma stavo tirando sul film dall'altra parte. Ma la cultura per me non sono i quadri, non sono i nostri palazzi. La cultura è qualcosa che sta sotto. È l'importante, l'essenziale, scusa, è invisibile agli occhi. Saint-Exupéry. È quella cosa che c'è dentro nell'anima. Noi potremmo prendere, come si dice, patrimonio dell'umanità, il degrado ambientale che abbiamo da noi. Cioè, noi, se andate su a Madonna della Salute o Sant'Augusta, guardate qual è il paesaggio oggi della nostra terra, con tanti begli orti, con tante belle recinzioni in ferro battuto dei nostri migranti che sono andati via negli anni 50, 60, di cui ci siamo dimenticati. E allora, io credo che che se noi perdiamo il senso profondo delle cose, e su questo quindi la critica, chiaro la proposta in positivo, chiaro che deve funzionare economicamente, ma io questa sera ho sentito parlare soprattutto da quando sono arrivato io, scusa, forse la parte iniziale era completamente diversa, l'ho persa. Però quello che voglio dire, sì, è chiaro che c'è la parte economica, ma la parte sostanziale sono le relazioni umane. Quello che c'era nella vostra relazione, che si è intravisto, ma di nuovo è economicista come tipo di analisi. E a mio avviso, scusate, io sono un po' stupido, cioè sono di razza vecchia, no? Cioè, cosa ha avuto mico internet? No, lo guardo, dai. Però voglio dire che quello che è fondamentale è il patrimonio delle relazioni umane, che è alla base del paesaggio, perché senza uomo non c'è paesaggio, giustamente, ma se perdendo tutte le nostre ciaccole, tutti i nostri bei progetti, serve per far bel Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, gliene era uno slogan l'altra volta, I am Vittorio Veneto, I love Vittorio Veneto, scusa che sono ignorante, non so l'inglese. Invece mi sta sulle balle Vittorio Veneto, dicesela qua. Per la base culturale, cos'è la cultura? Quello che ci fa fare le scelte nella vita. Allora, questo è una roba molto strana, sfuggente, quella per cui oggi abbiamo da 15 anni questo tipo di realtà politica. E temo, stasera dava mortadella e vin bianco in via Buozzi, il nostro sindaco. Ottima politica culturale. Cioè, io mi fermo qua, no? Ma capite, se questo si perde, vanno benissimo tutti i progetti, ma se si perde questo, non capisco che differenza c'è da una parte all'altra. Posso rispondere un attimo? Appunto all'inizio Cristina aveva illustrato la parte di programma relativa alla cultura, quindi fondamentalmente ha descritto un attimino tutta la parte di programma e anche a livello di principi. Di queste tematiche di cui ha parlato Carlo, siamo d'accordo anche noi sul discorso che è una cosa che è mancata a Vittorio negli ultimi 15 anni, è il discorso legato anche sociale, nel senso a riappropriarsi anche delle piazze, ad esempio nei vari centri, i borghi storici, al fatto che la gente non partecipa più, non c'è più anche una solidarietà reciproca per far fronte a questo periodo di crisi in cui ci troviamo. E questo è mancato sicuramente, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, a causa vuoi anche di una politica nazionale volta a questo senso. E su questo mi trovo benissimo d'accordo, anzi senz'altro bisogna ripartire dalle persone, noi diciamo ripartire dai cittadini in senso lato, dobbiamo farli rinnamorare anche della propria città e anche del partecipare alla vita sociale e attiva della propria città. D'altra parte puoi sapere bene anche tu, ad esempio, che con 5.000 euro all'anno non si va da nessuna parte, tra virgolette, quindi più o meno. Quindi purtroppo quell'aspetto là bisogna prenderlo anche in considerazione, senza dimenticare, sono d'accordissimo, quello che hai detto tu, senz'altro ci mancherebbe
non vogliamo metterci a vendere prosecco, pancetta o quant'altro lungo la strada come regalato, ecco, regalare con i soldi nostri di fatto però pancetta e quant'altro, come altre cose che stanno succedendo in questo periodo. Questo no, sicuramente è il modo sbagliato di fare. Noi questa sera abbiamo voluto poi avanzare appunto dei progetti, ritengo interessantissimo l'intervento che ho fatto prima da parte di Emiliano e di Gianluca, cioè hanno sicuramente colto alcuni principi e valori etici che devono essere alla base di uno sviluppo futuro turistico, ma non solo, quindi culturale senz'altro. E sappiamo bene che a Vittorio, per quanto riguarda l'aspetto culturale, sono tantissime le realtà che lavorano sul territorio, tantissimi non sanno neanche quello, in realtà questa cosa qui, bisogna forse essere proprio dentro purtroppo questa realtà per conoscerla. Molti cittadini di Vittorio non credo sappiano tutte le realtà associative, culturali, di volontariato e non solo che operano sul territorio. Manca forse un po' questo discorso di farle aprire anche alla cittadinanza, quindi in qualche maniera di valorizzarle e fare capire l'importanza che hanno per poter creare questo tessuto sociale che è venuto a mancare negli ultimi anni. Questo secondo me è un attimino il mio pensiero in merito. Ecco, non so, ho visto che ci vuole essere un intervento che si è alzato aereo. Sì, due cose. Lascio la parola se sono domande o... Molto brevi. Per avvalorare il discorso di Carlo, tutto il potere, quello sporco, si basa sull'ignoranza. Tutti i regimi totalitari hanno ucciso la cultura. Poi, quindi, se non c'è cultura non c'è libertà, e questo è fondamentale. Però bisogna vedere e fare un distinguo sulla cultura. Noi vorremmo sviluppare una cultura di pace e di libertà, anche contro il potere che non vuole che noi agiamo in pace e libertà, e questo è fondamentale. Partendo dal territorio, Carlo se non ha sentito, e mi dispiace, i discorsi di prima, il territorio è cultura, il territorio è cultura insieme alle persone. Manca in questo discorso della Grande Guerra, non è una critica, è una bozza, manca tutto il discorso della cultura. La cultura è sport, ma è anche teatro, è musica, e sono eventi che portano persone. Questo c'è, non l'ho letto, io non ci vedo, e poi è troppo, io leggo solamente cose molto brevi. Sì, hai ragione. E così. Quindi è chiaro che noi non possiamo, cioè ci tocca confrontarci con questa mentalità leghista forza italiota, dove la cultura è mortadella e prosecco, oppure, non so, la De Filippi. Siamo oltre, ragazzi, siamo oltre, non possiamo confrontarci con questa gente. Io, quando mi chiedono da dove sei o dove abiti, io non dico mai sono di Vittorio Veneto, io dico sempre abito a Vittorio Veneto. Disgraziatamente è una meravigliosa città, non mi sono mai integrato completamente. Io vengo da un'altra cultura molto vicina a noi, io sono di educazione veneziana, sono 50 anni che abito qua, quindi mi sono integrato, però non mi vedo, perché a Venezia ci sono i sestieri, qui ci sono i quartieri, c'è ancora il discorso, sembra se Serravalle fa i fuochi, Ceneda non li fa, cioè Ceneda non fa la sagra, Ceneda, perché non hanno i soldi. Non si fa rete tra i quartieri, secondo me. Conosciamo la realtà di Nove, di San Lorenzo, sappiamo, qualcuno sa i Conalti dove sono, quante persone ci abitano o sono abbandonati lassù. Il creare rete, e quindi gli eventi benissimo li facciamo nelle piazze, li facciamo su a Marengo, li facciamo a Fais, portiamo gente ai Conalti. Questa è cultura.
Se poi ci mettiamo anche qualcuno che fa teatro su Econ Alti e facciamo i notturni a Econ Alti, facciamo bene alla gente che li facciamo andare su a piedi, quindi fanno sport. E portiamo anche qualcuno. Sono anche io e te. Io e te ne dobbiamo fare. Qualche altra domanda? So che c'era anche appunto, parlavamo di territorio, le problematiche sono molte, in realtà anche quelle che potrebbero sembrare un po' meno ovvie, come discutevo anche oggi per l'ennesima volta il problema legato alla viabilità, si discuteva come questa viabilità inventata, possiamo dire, ancora da ex sindaco Scottà, doveva essere sperimentale all'inizio, è restata invece permanente e ha portato alcune aree della nostra città a rimanere di fatto isolate come Ceneda, quindi da Via Manin, dove abbiamo anche preso la sede, anche per avere un simbolo di riferimento, abbiamo anche noi potuto notare che c'è questo problema legato proprio a forse una sconsiderata programmazione della viabilità interna alla città, che non ha preso in considerazione invece quello che si diceva all'inizio, ovvero sia fare rete, ovvero sia sentire prima anche le realtà del territorio, dai cittadini, da chi ci lavora, per capire poi, avere una risposta, un feedback e capire se quello che si fa sta andando nella giusta direzione oppure no. E questo sicuramente è una cosa che è mancata a questa amministrazione. Altre domande, segnalazioni, anche problematiche che magari non sono uscite questa sera, ma che sicuramente hanno a che fare con il tema della cultura del turismo in generale, perché parliamo della nostra città e di tutto ciò che può in qualche maniera aiutare in questo senso anche chi ci vive. Volete fare qualche domanda in merito alla presentazione o di Giorgio o quella fatta dai nostri amici geologi questa sera, oppure sul programma illustrato all'inizio dai nostri 3 candidati? Le tematiche sono molte. Io aspetto, se avete qualche domanda senza problemi siamo qui apposta, ormai sì, l'orario siamo già alle 11, però magari anche 10 minuti, un quarto d'ora forse riusciamo a reggerli e quindi ben venga qualsiasi osservazione che ci possa aiutare anche magari a migliorare alcuni aspetti, a capire dove possiamo aver detto anche delle castronerie magari o dove non affrontati appunto questa sera. Siamo qui apposta anche per questo, perché l'obiettivo appunto anche della nostra campagna fin qui è stato quello che diciamo abbiamo cercato di fare, di coinvolgere la popolazione, ed è appunto stata una cosa difficile, perché c'è questa diciamo da parte della cittadinanza c'è sempre questa meno voglia, c'è meno voglia di partecipare, meno voglia di essere presenti, meno voglia di andare ad ascoltare chi propone delle idee che siano sbagliate, giuste o magari non sono della tua stessa idea, però manca proprio forse il coinvolgimento, ed è dovuto, ritengo, anche molto a quella che è stata l'azione dell'amministrazione, insomma, perché sicuramente loro non hanno mai voluto far sì che la cittadinanza ragionasse su alcuni argomenti o sul loro modo di operare. Hanno fatto solo degli spot diciamo, elettorali e solo delle operazioni di diciamo, pubblicità, ma nulla che portasse la gente a un confronto e quindi ad avere anche delle proprie opinioni e poter sviluppare anche un pensiero critico, in questo senso, che è mancato a Vittorio Veneto negli ultimi anni, quindi non gli ha permesso di uscire dallo stato di stagnazione in cui si trova. In questo senso che io personalmente ritengo importantissima anche la presentazione fatta prima, che ci ha dato molti spunti concreti per Vittorio Veneto, visto che abbiamo un paesaggio, un territorio che permetterebbe di essere sfruttato in senso buono, ovvero sia con un turismo sostenibile, ecosostenibile, geoturismo, quindi con una forma di turismo che rispetti nel contempo il nostro territorio. Direi che il futuro è in questo senso qui. Posso fare il Un intervento? Ancora una volta. Okay. Faccio il provocatore. Allora, al di là di come si presentano le cose, gli argomenti e i contenuti, io credo che veramente... Allora, vi dico che cosa penso, che cosa significa per me fare cultura. Allora, fare cultura significa fare bene il mio lavoro, quello che faccio, in contatto sempre con le persone, con il personale della segreteria a scuola, con i miei colleghi, anche se tante volte non mi piacciono, ma cerco di farmeli piacere,
alcune volte fare cultura significa anche, oh porca loca, quanto sono ignorante, mi metto alla prova, vado avanti, leggo, studio, cerco. Allora è per questo che praticamente quando ci siamo incontrati con Giorgio, probabilmente la presentazione potrebbe essere sembrata a qualcuno un po' frammentaria, vacua, un po' vuota, eccetera. Ma è chiaramente quello che vi è stato chiesto e che ci è stato chiesto è quello di riempirlo. E quindi chiaramente questo vuol dire fare cultura, riempire uno scatolone vuoto. E altrimenti non ci siamo, perché aspettarsi sempre dagli altri. Io capisco benissimo quello che noi normalmente facciamo. Siamo costretti e vincolati dallo stress correlato, si chiama, stress correlato dal lavoro, e non abbiamo mai tempo per il nostro, diciamo così, i nostri hobby o comunque per il nostro relax. E allora, quando Giorgio mi ha proposto questo, io ho visto subito delle cose possibili, cose che io ho già fatto. Io ho sempre avuto contatti con le maestre, ho sempre fatto attività, chiaramente un po' nello specifico, sempre lo sport, ma non solo. E ho sempre fatto il tentativo di collegare e incontrarmi con i miei colleghi degli altri istituti. Qua ce ne sono 2 presenti e lo possono confermare, e anche loro chiaramente nel loro mestiere sono Pier Antonio Bastanzetti e Massimo Cettolini. Allora, tutte le volte che siamo stati contattati per fare determinate cose, per coinvolgere i ragazzi, noi ci siamo ritrovati sempre a fare per conto nostro, sempre per conto nostro. Sì, dopo è bello vedere il timbrino grazie all'amministrazione e al patrocinio dell'amministrazione comunale, oppure il Panathlon, cosa che io difficilmente, tutte le associazioni vanno bene. Però quando il lavoro non è ricerca, non è il tentativo di cambiare, non è il tentativo di voltare pagina e tutto diventa ripetitivo, ma vi dico solo questo e poi chiudo. Abbiamo un nuovo governo, abbiamo il ministro Giannini, sapete quali sono le 3 parole più importanti per la Giannini? Valutazione, merito, premialità. Non si differenzia molto dai ministri precedenti. E allora, chiaramente, qui veramente bisogna cercare di essere protagonisti. Poi probabilmente faremo flop, ma io sono convinto che ci sia tanto bisogno di coinvolgere le maestre stressate che non ne possono più di fare sempre le stesse cose, gli stessi studenti che ripetono sempre gli stessi argomenti anche di storia e probabilmente non arrivano mai alla prima guerra mondiale nei programmi, mai, ed è per quello che siamo molto ignoranti. Se non fai, e alle superiori neanche. Poi però capita il tema della prima prova agli esami di maturità, così vediamo esattamente come sono fatti. Allora noi siamo molto bravi nell'apparire, ma poi nel momento in cui invece dobbiamo tirarsi su le maniche, ecco, io invito tutti a tirarsi su le maniche. Grazie a Donato per l'intervento. Non so, credo si sono fatte. Se avete piacere di fare qualche domanda, io aspetterei proprio qualche domanda da qualcuno del pubblico, se ha piacere di intervenire, di fare qualche osservazione o chiedere qualche approfondimento eventualmente su quanto anche all'inizio è stato proposto, che sono parti del nostro programma di fatto, che potete comunque, se qualcuno non l'ha visionato... Aspetta, Alessandro, scusa, ho sbagliato. Mia moglie fa notare 3 colleghi, anche lei. Ecco. Grave questa cosa.
Eventualmente volevo solo dire sempre a titolo informativo, se non avete piacere di eventualmente guardare il nostro programma, lo potrete trovare anche sul nostro sito internet. Qui abbiamo anche dei volantini come promemoria, abbiamo fatto 25 pagine di programma che riteniamo insomma sia anche molto concreto in alcune parti, soprattutto anche per quanto riguarda le proposte culturali. Una cosa molto interessante di cui Cristina aveva parlato prima, direi che cercheremo anche di riproporre, perché stiamo cercando di creare anche una rete di contatti, come si diceva anche qui in precedenza, che sarà fondamentale per poter, vediamo se la ritrovo un attimo, per poter portare avanti qualsiasi tipo di discorso. Nel caso del progetto, appunto, qui Giorgio magari poi non aveva sottolineato tutto, ma come avete potuto leggere dalla slide, i contatti dobbiamo trovarli per poter portare avanti un progetto più ampio. Alcuni stiamo cercando personalmente, grazie appunto ad amici che ci stanno aiutando in questo progetto, di avere dei contatti. Giorgio parlava di Cortina, la nostra amica Chiara ha i contatti con l'Università di Bologna e con la realtà bolognese che sta portando avanti progetti in questo senso, e quindi sicuramente sarà nostro obiettivo anche quello di riuscire a sviluppare, e a partire da questi contatti, per riuscire a creare anche un progetto vero e quindi attuabile per la città. È l'unica maniera, quindi imparare anche da altre realtà che stanno riuscendo a portare avanti progetti concreti e quindi anche ad accedere a questi fondi europei non solo nel campo della cultura 2014-2020, avremo anche fondi europei per quanto riguarda il recupero delle aree dismesse, altro grosso tema già affrontato in questa campagna, che anzi noi poi riaffronteremo sicuramente anche martedì 20, quindi anche qui altri fondi 2014-2020, se non ricordo male per l'Italia abbiamo 1,5 miliardi di euro, e quindi bisogna portare avanti e proporre progetti veri, progetti che possono partecipare a bandi, e quindi progetti che possono anche vincere questi bandi e quindi entrare in graduatoria, cercare di accedere a questi fondi. E spesso l'Italia, uno dei grandi problemi, non riesce neanche ad accedere ai fondi, perché magari rimangono là perché nessuno propone magari nulla. Quindi un'amministrazione futura ha il compito e anche il dovere di cercare di accedere a più fondi possibili, quindi di proporre progetti buoni, economicamente